Province Di Mauro, centrodestra spaccato perché qualcuno pretendeva la presidenza. Tassa di stazionamento, arriva il regolamento. Scala dei Turchi di nuovo vietata al pubblico, lo ha deciso il commissario straordinario del comune di Realmonte. Il questore di Agrigento emana DASPO per tifosi facinorosi. AICA esulta per l'avvio dei lavori per la nuova rete idrica, cambieranno tante cose, dicono. Tra gli eventi il turismo delle radici a Racalmuto, la Via Crucis cittadina in vista della Pasqua e Montevago sempre più green. Per lo sport, torneo delle regioni, panoramica del fine settimana calcistico e Memorial Tonino Butera. Bentrovati dalla nostra redazione, apriamo parlando delle candidature alla presidenza della provincia dove c'è comunque un clima teso per il centrodestra e Roberto Di Mauro oggi parla e dice presunte ipoteche di qualche partito sulla candidatura non hanno favorito un dialogo costruttivo e unitario. Sentiamo. Tutto è iniziato con la rivendicazione da parte di qualche partito di una presunta ipoteca sulla candidatura a presidente. Abbiamo detto che era il tempo necessario di ascoltare le amministrazioni comunali, di ascoltare i sindaci per individuare attraverso loro una personalità che consentisse in questa fase transitoria di rimettere in moto un soggetto intermedio tra cittadino e istituzione come le province per poter continuare e riprendere l'attività interrotta nel 2012. A queste sollecitazioni nessuno ha risposto positivamente, anzi individuando un proprio candidato e rispetto al quale abbiamo ritenuto che non fosse il momento e l'ora. Quindi ognuno ovviamente ha fatto moto proprio, i Fratelli d'Italia hanno indicato un loro uomo, noi abbiamo indicato invece un uomo di una certa area moderata e che farà questa azione di servizio. È un fatto di questo momento politico in cui non si è voluto comprendere la necessità di interloquire attraverso il pensiero, l'opinione dei sindaci, perché qui non vota il popolo ma votano i sindaci e i consiglieri comunali. Tassa di stazionamento ad Agrigento, se ne è tanto parlato, adesso arriva il regolamento. A partire dal prossimo martedì 15 aprile, periodo antecedente quello pasquale, saranno installati ad Agrigento 20 cartelli informativi nei principali punti di accesso alla città per segnalare chiaramente l'obbligo del pagamento della tassa di stazionamento per i bus turistici. L'iniziativa, voluta dall'intera amministrazione comunale, guidata dal sindaco Miccichè, in particolare dall'assessore alla polizia locale, mira a rafforzare il controllo del territorio, a contrastare l'evasione della tassa, come già avviene in molte altre città turistiche italiane. Da tempo, insieme ai colleghi della Giunta e al Consiglio Comunale, abbiamo affrontato il problema dell'evasione della tassa di stazionamento da parte dei bus turistici che visitano la nostra città. Fino ad oggi il pagamento era verificato esclusivamente dagli agenti della Polizia Municipale, ma la carenza del personale ha reso difficile un controllo capillare. Inoltre alcuni operatori si giustificavano sostenendo di non aver trovato nessuna indicazione sull'obbligo di pagamento con l'installazione dei nuovi cartelli visibili e posizionati strategicamente. Non ci saranno più queste scuse. I cartelli sono dotati del codice QR code che permetterà ai conducenti dei bus di accedere direttamente al sito del comune per effettuare il pagamento in modo rapido e semplice. Inoltre, conclude l'assessore, ringrazio il comandante Lattuca e tutto il corpo della Polizia Municipale
per l'impegno profuso nell'attuazione di questa iniziativa che consentirà di tutelare le entrate comunali garantendo una maggiore equità fiscale. Ed è di nuovo off limits la Scala dei Turchi di Agrigento. Il commissario straordinario del comune ha preso questa decisione. Sentiamo perché. Interdetto l'accesso e il transito pedonale nell'area del promontorio della Scala dei Turchi. Lo ha deciso il commissario straordinario Carmelo Burgio, che coordina il comune di Realmonte dopo che il sindaco Sabrina Lattuca è stato sfiduciato a metà marzo. Scrive Burgio: per assicurare la fruizione del pregevole sito, attraverso il bilanciamento dell'esigenza di tutela del bene stesso con l'interesse collettivo alla fruizione, preservando l'esistenza materiale del bene e la sua integrità, presupposti di ogni politica di valorizzazione e fruizione, si stabilisce che la fruizione della Scala dei Turchi da parte di numerosi visitatori possa essere assicurata, in ogni caso, fino ai limiti della recinzione staccionata che dovrà essere realizzata nella parte est del promontorio. Niente passeggiate sulla scogliera, insomma. Nell'ottica della fruizione si rende necessario, si legge nel provvedimento, assicurare un servizio di controllo e regolamentazione degli accessi e in considerazione delle poche risorse umane e finanziarie di questo comune è stato ufficialmente richiesto l'ausilio del libero consorzio attraverso l'impiego della Polizia Provinciale e o del Servizio di Protezione Civile. La Scala dei Turchi, rimasta off limits per 10 anni, grazie alla collaborazione del comune con l'associazione Mare Amico, era tornata fruibile lo scorso anno, con ingressi contingentati e dietro pagamento di un ticket. E il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha emanato 2 DASPO per tifosi resisi responsabili di disordini nell'ambito della partita Licata-San Cataldese. Sentiamo. Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso 2 provvedimenti di DASPO nei confronti di altrettanti tifosi licatesi resisi responsabili dei disordini durante l'incontro di calcio Licata Calcio, San Cataldese Calcio, tenutosi lo scorso 5 gennaio presso lo stadio di Licata Dino Liotta. I provvedimenti amministrativi, istruiti dalla divisione anticrimine, scaturiscono dall'attività investigativa condotta dai poliziotti della Digos e del commissariato DPS di Licata, che grazie alle riprese videofotografiche effettuate dagli operatori della polizia scientifica, hanno identificato altri 2 tifosi, di 22 e 17 anni, denunciati perché si sono resi responsabili di condotte pericolose durante l'incontro di calcio. In particolare, gli ultras, durante gli scontri avvenuti, in occasione dell'uscita dalla struttura sportiva di 2 autobus che trasportavano i tifosi della compagine avversaria, venivano colti nell'atto di lanciare oggetti, tra cui pietre, in direzione dei pullman in transito. Per entrambi è scattato il divieto di accedere alle manifestazioni calcistiche organizzate sul territorio italiano per 3 anni nei confronti del 17enne e per 5 anni nei confronti del 22enne, con la prescrizione, per quest'ultimo, dell'obbligo di comparire presso uffici di polizia durante lo svolgimento delle partite. I provvedimenti si aggiungono ai 15 DASPO emessi dal questore Palumbo nei confronti di 13 ultras già deferiti alla competente autorità giudiziaria in precedente attività di indagine a seguito dei medesimi disordini, e ai 2 tifosi della San Cataldese arrestati il 7 gennaio scorso per aver aggredito, colpendolo con calci e pugni, un funzionario della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico allo stadio. Complessivamente a tutti i responsabili sarà vietato recarsi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per una durata compresa dai 3 ai 7 anni, graduata e commisurata alla gravità delle condotte e dal ruolo da ciascuno avuto nel corso dei disordini. 14 anni e 2 mesi di reclusione per l'accusa di omicidio volontario al pensionato Giovanni Ferrera, riconosciuto colpevole di aver ucciso a Cattolica il muratore Carmelo Contarini. La resa dei conti sarebbe scaturita a seguito di lavori edili che, secondo Ferrera, Contarini non avrebbe eseguito a regola d'arte, quindi poi la lite e la coltellata mortale. Sit-in di protesta il prossimo 15 aprile davanti la prefettura di Agrigento delle associazioni che gestiscono la tutela dei minori. Queste ultime dicono in una nota: vogliamo tutelare e difendere le ragioni delle cooperative alla luce della grande crisi che stanno vivendo.
E qualche notizia di cronaca: notte di fuoco a Canicattì, dove sono andate in fiamme 2 autovetture, una di un macellaio, la seconda di una insegnante. Si segue la pista dell'attentato incendiario, anche se non viene trascurata la possibilità di un fatto accidentale. Ancora un incidente mortale sul lavoro, la vittima è Pietro Zito, operaio di 35 anni di Montelepre ma residente a Cinisi, deceduto all'ospedale Villa Sofia di Palermo a seguito delle gravissime ferite riportate in un tragico incidente avvenuto a Misili Scemi nel Trapanese. L'uomo, dipendente di una ditta di infissi di Carini, è stato schiacciato dalla stessa porta blindata che stava trasportando per una consegna. Sembrerebbe che durante le operazioni di trasporto o scarico della porta la pesante struttura abbia travolto l'operaio schiacciandolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il 35enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari. Data la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento prima all'ospedale civico di Palermo e successivamente al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia, sempre nel capoluogo siciliano, specializzata nella gestione dei traumi più complessi. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e le cure, Pietro Zito non ce l'ha fatta ed è deceduto. Siamo stanchi ed esasperati, non possiamo più sopportare questa scia di sangue che nei nostri territori di Palermo e Trapani sta aumentando. La vita dei lavoratori deve avere la priorità su ogni altra logica nei luoghi di lavoro. È un'emergenza nazionale. Ad affermarlo è Federica Badami, segretaria generale CISL Palermo Trapani, dopo aver appreso della morte del lavoratore. Serve massima attenzione nel rispetto di tutte le regole, più controlli, più formazione e investimenti nella sicurezza. Oggi assistiamo all'ennesima sconfitta del mondo del lavoro tutto, siamo vicini alla famiglia. La conte degli incidenti non si ferma qui. Sonatrach Raffineria Italiana comunica che ieri alle ore 20 circa si è verificato un incendio all'interno del proprio stabilimento di Augusta. 2 dipendenti della società risultano feriti e sono stati subito trasferiti presso le strutture sanitarie per le cure. Le procedure di emergenza sono state immediatamente attivate. L'incendio è stato domato dalle squadre interne. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco. La società conferma che non vi è stato né vi è alcun rischio per l'ambiente e per la popolazione. E adesso torniamo a parlare dei lavori della rete idrica di Agrigento. Finalmente ieri è arrivato l'atteso intervento per una città quale la nostra che è assetata, e c'è naturalmente la soddisfazione di AICA. Sentiamo. È un giorno storico per Agrigento, iniziano i lavori per la nuova rete idrica in città. Sì, davvero una sensazione di un traguardo raggiunto. Abbiamo lavorato parecchio insieme al Consiglio di amministrazione, abbiamo lavorato parecchio con tutti gli uffici di AICA, le nostre risorse umane si sono impegnate e finalmente oggi non abbiamo raggiunto un traguardo, abbiamo iniziato la corsa. È una corsa contro il tempo. È ovvio che ci saranno una serie di passaggi che dovremmo fare attenzione, però certamente da qui i vantaggi che ne ricaverà la comunità agrigentina sono di fortissima portata. Quali sono questi vantaggi? Quali sono gli obiettivi? Allora, i vantaggi sono, tutti sappiamo che c'è una perdita in città del 56% della risorsa idrica, quindi nel momento in cui questa distrettualizzazione delle risorse idriche andrà a compimento, sarà operativa, è come se avessimo un quantitativo di acqua superiore del 58%, che non è cosa da poco, quindi potremmo finalmente auspicare a un intervento, a un servizio H24 e soprattutto con la collocazione dei misuratori di ultima generazione, gli smart, avremo anche il controllo in tempo reale di eventuali perdite che dovessero sorgere. Quindi una modernizzazione, un'efficienza effettiva della rete idrica che deve essere al passo con i tempi che viviamo. Turismo delle radici, se ne è parlato nel corso di un convegno a Racalmuto.
Diversi spunti sono usciti fuori da questo importante, interessante convegno dal tema Racalmuto e le sue radici. Puntare sul turismo delle radici è sicuramente uno sviluppo economico vincente. Sicuramente il turismo delle radici può essere un driver per molti territori. Quello che è emerso da questo convegno è che grazie alla cornice del Ministero degli Esteri con il programma Italea, molti comuni hanno trovato la possibilità di unirsi e proporre iniziative, progetti concepiti per i turisti delle radici, per i viaggiatori delle radici, in modo da offrire la possibilità di riconnettersi con la memoria dell'emigrazione per chi è rimasto qui in Sicilia e offrire al tempo stesso un'opportunità di ritorno, di conoscenza, di esplorazione, alle volte per la prima volta, ai discendenti di chi se n'è andato. L'importanza dei progetti PNRR anche per quanto riguarda lo sviluppo del turismo sulle radici. Sì, allora siamo molto contenti di essere qui oggi. Io rappresento il Ministero degli Affari Esteri con il programma Italea. C'è la sala piena di sindaci, di amministratori e ringraziamo tanto il Comune di Racalmuto e l'Associazione Vivi Racalmuto per l'impegno profuso verso il tema del turismo delle radici. Noi abbiamo creato, il Ministero degli Affari Esteri con Italea ha creato una rete di oltre 800 comuni che aderiscono al programma e che promuovono il turismo delle radici, hanno partecipato a un bando di promozione del turismo delle radici per realizzare delle iniziative finalizzate proprio a sensibilizzare i territori su questo tema e ad accogliere i viaggiatori delle radici. Tra l'altro, grazie alla nostra rete di professionisti su tutti i territori italiani, su 20 regioni, abbiamo un'offerta molto forte che consente ai viaggiatori delle radici di vivere in Italia un'esperienza unica, di conoscere le proprie esperienze e quindi ci auguriamo che possano essere in tanti a venire qui a Racalmuto e vivere la terra delle radici. I comuni hanno dimostrato un forte interesse e lo chiamo. Il progetto Terra Madre dell'Associazione Vivi Racalmuto oggi si concentra su questo convegno che tra l'altro prevede la presenza di relatori del Ministero degli Esteri nonché di componenti di Italea Racalmuto e le sue radici, che ben si sposa vista la presenza di questo gruppo di Hamilton. Si è detto bene Nicola, oggi per noi è un momento importantissimo, è da anni che, come ben sapete, abbiamo intrapreso questo progetto, abbiamo avuto la fortuna di relazionarci, confrontarci e collaborare anche con esponenti del Ministero degli Esteri, tra cui Marina Gabrieli, coordinatrice nazionale del progetto PNRR del turismo delle radici, il coordinatore regionale Maurizio Giambalvo. Con Italea abbiamo intrapreso dei lavori e abbiamo il piacere di avere Marco Coico. Un ringraziamento è doveroso, lo dobbiamo fare all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma soprattutto al nostro carissimo sindaco, devo dire, ci ha dato sempre la spinta, è stato un faro per noi nelle nostre attività ed oggi con l'evento del gemellaggio tra le due scuole, organizzate anche dai dirigenti scolastici dell'Istituto Enrico Fermi di Racalmuto, abbiamo la presenza di un liceo del preside racalmutese di origine Enzio Macaluso. Si concluderà domani con l'incontro di calcio amichevole e che dirvi, vi auguro un buon convegno a tutti. Sindaco, diversi spunti sono usciti da questo atteso appuntamento con Racalmuto e le sue radici. Il bilancio è più che positivo. Davvero una manifestazione straordinaria. Abbiamo avuto dirigenti del Ministero degli Esteri, Italea, e vi devo dire che ci hanno dato uno spaccato importante delle opportunità che ci sono per quanto riguarda il turismo delle radici.
c'è stata una grande partecipazione di pubblico, ma un pubblico molto qualificato. Abbiamo avuto qui 15 sindaci della provincia di Agrigento più una della provincia di Caltanissetta, si sono dimostrati interessati anche a fare un lavoro comune per vedere di avviare insieme un progetto per il turismo delle radici in provincia di Agrigento. La manifestazione ha avuto momenti anche toccanti con la partecipazione della delegazione canadese, dei ragazzi del liceo St. John Newman, guidati da Anthony Macaluso, che è stato qui insieme a noi. C'è stato il gemellaggio con il nostro istituto professionale Enrico Fermi e si sono gettate le basi per vedere, come dicevo prima, di avviare un progetto comune sul turismo delle radici, che offre davvero tantissime opportunità. Noi tra l'altro abbiamo questi rapporti importanti con le nostre comunità di racalmutesi sparsi nel mondo e in particolare con quella di Hamilton. Dobbiamo ringraziare Giancarlo Matteliano e la sua associazione Vivi Racalmuto per aver creduto molto in questo progetto, per averci lavorato e che oggi raggiunge importanti risultati grazie alle presenze qualificate sia dei relatori e sia anche dei partecipanti al convegno. Racalmuto sempre più convinto di portare avanti un progetto di sviluppo della città e credo che il progetto debba essere prevalentemente un turismo turistico-culturale e anche enogastronomico per le grandi bellezze che noi abbiamo a Racalmuto per i monumenti, ma anche, perché no, per un cibo straordinario. Viva Racalmuto, viva il turismo delle radici, siamo molto contenti oggi pomeriggio. E in vista della Pasqua, ieri si è svolta la Via Crucis delle chiese parrocchiali cittadine, Via Crucis, che è stata guidata dall'Arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Si è tenuta ieri 11 aprile la Via Crucis delle parrocchie della città di Agrigento, come da tradizione si è snodata, guidata dall'Arcivescovo e animata dalle parrocchie della città, da Porta di Ponte lungo la Via Atenea, per concludersi con la riflessione di Monsignor Alessandro Damiano sul sagrato della chiesa di San Domenico. La Via Crucis è stato un momento di preghiera in cammino con i bambini vittime di ogni abuso. Il testo che ha accompagnato la preghiera è stato tratto e rielaborato dal volume In difesa dei bambini, Preghiamo, di Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Miter. Nella sua riflessione Don Damiano ha detto: abbiamo smarrito il senso dell'umanità, indicando il crocifisso ha proseguito, questo crocifisso ce la ricorda, ce la sbatte in faccia, l'umanità crocifissa e ferita. Abbiamo ripercorso idealmente la salita al Calvario e abbiamo mantenuto al centro delle nostre riflessioni una delle piaghe drammatiche di questo nostro mondo. Stavo per dire di questo tempo, ma non è solo questo tempo. Tante sono le piaghe. Una di queste, drammatica, oscura e oscurata, è quella della pedofilia, degli abusi sui minori, che certamente ci rimandano agli abusi di carattere spirituale, di carattere sessuale, ma sono tanti gli abusi che si fanno sui minori, si fanno sui nostri fratelli in umanità. Ecco, risalendo la via che ci ha condotti qui, mi venivano alcuni alla mente, quelli che invadono giornalmente i nostri notiziari innanzitutto, no? Questa mattanza che sta accadendo in Palestina, a Gaza, in Ucraina,
e quelli che non ci giungono dai mezzi di comunicazione che avvengono in altre regioni del mondo, l'Africa prima di tutto, e poi a seguire altri paesi, la Siria, lo Yemen, una mattanza di bambini insieme agli adulti. Abbiamo smarrito il senso dell'umanità e questo crocifisso invece ce la ricorda, ce la sbatte in faccia l'umanità crocifissa, l'umanità attratta e coinvolta nella luce della risurrezione, di cui noi siamo chiamati a essere testimoni, in mezzo alle genti, in mezzo alle nazioni, che sembrano tessere un nuovo ordine mondiale lasciando Gesù fuori dalla porta. Ma se lasciamo Gesù, il Signore, il Kyrios, il risorto, fuori dalla porta, rimaniamo morti. Rimaniamo morti nello spirito, insieme ai tanti morti nella carne. Allora che questo nostro cammino ci possa ricordare la dignità di ogni persona umana, Una delle indicazioni che consegnavo all'apertura del Giubileo era restituire a ciascuno la dignità umana, rapita, strappata, sequestrata, restituiamola, almeno lì dove possiamo arrivare noi, e da lì ci auguriamo un grande contagio, una grande contaminazione di vita vera, di vita eterna. Su tutti voi, sulle vostre famiglie, su questa nostra Chiesa Agrigentina, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. E il comune di Montevago è sempre più green, infatti ha dato il via alla collaborazione con Agroecologia Sicilia. Parte oggi una collaborazione con il coordinamento di agroecologia con l'Università di Palermo. Montevago in questi anni un lavoro e uno sforzo lo ha fatto con l'efficientamento energetico delle scuole, con la pubblica illuminazione a LED, l'ha fatto con le panchine per la ricarica, con le colonnine, quindi ora ci confronteremo su come proseguire. Ci sono tanti tecnici, quindi parliamo anche di agricoltura, sicuri che da questo momento può nascere una collaborazione fruttuosa tra il comune e questo coordinamento regionale. Peraltro c'è una legge, la 2121, che dà gli strumenti per poterlo fare, e quindi forti di una norma regionale e forti delle competenze professionali cerchiamo di dare una svolta anche alla nostra comunità. La legge è stata emanata il 29 luglio del 2021, i decreti attuativi sono arrivati tra novembre del 2024 e febbraio del 2025, ora la legge è perfettamente operativa e addirittura i contenuti della legge sono entrati come principi anche nei bandi della nuova programmazione, quindi il famoso PSP. L'applicazione di questa legge significa che sia le aziende agricole ma anche i professionisti avranno, una procedura e un modo di andare avanti che sarà sostanzialmente diverso. Di fatto la legge, che è la prima in Europa, una legge che è stata voluta, bisogna dargliene merito, dall'onorevole Valentina Palmeri, applica concretamente quello che è il Green Deal, la famosa transizione ecologica. Quindi la Sicilia ogni tanto si colloca al primo posto nell'avanguardia,
ma oltre a questa legge oggi stiamo promuovendo il congresso di agroecologia del 2025 che sarà dal 9 al 12 giugno ad Agrigento, e qui a Montevago chiaramente stiamo promuovendo una transizione anche del comune verso questa agroecologia che è il futuro, che ci piaccia o no, dell'umanità. I comuni possono fare, come è successo con qualche altro comune che già ha sancito questo tipo di protocollo, diventare guida del territorio, individuando alcune aziende che vogliano fare le aziende pilota, appunto dove si fa la propagazione, e il coordinamento agroecologia Sicilia affianca il comune in questa transizione. Quindi c'è un'assistenza tecnica reciproca e il comune diventa capofila rispetto a questo movimento. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco. E adesso lo sport, torneo delle regioni 2025, c'è un fitto programma del quale ci racconta Carmelo Lentini, che poi ci fa anche una panoramica del calcio sul fine settimana. Ha preso il via la 61esima edizione del torneo delle regioni 2025, infatti questo sabato ci sono gli appuntamenti più rilevanti nel panorama del calcistico dilettantistico italiano. Il torneo delle regioni infatti non si limiterà alla sola dimensione sportiva, ma rappresenterà anche un'importante occasione per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia stessa, mettendo in risalto le sue bellezze monumentali e archeologiche. Dunque si inizia nella provincia di Agrigento allo stadio Liotta di Licata e che vedrà in campo Bolzano e Veneto. Le due rappresentative saranno in campo alle ore 9:30 con la categoria Under 15, alle 11:30 con la categoria Under 17, mentre alle ore 14:30 ci sarà il torneo femminile Under 23, mentre alle 17 invece ci sarà la categoria Under 19. Ma vediamo un po' il lunedì prossimo, 14 aprile, cosa ci riserva. Si giocherà allo stadio Brucoleri di Favara e saranno coinvolte Trento e Bolzano. Alle ore 9:30 inizio della gara categoria Under 15, 11:30 categoria Under 17, mentre alle 17 si giocherà l'Under 19. Contemporaneamente, sempre lunedì però, allo stadio Russo di Aragona, verranno contrapposte Veneto e Friuli. Inizieranno alle 9:30 la categoria Under 15, poi inizio gara categoria Under 17, mentre alle 17 si giocherà la categoria Under 19. Ma ora al nostro microfono ascoltiamo il presidente onorario regionale Santino Lopresti. Sì, finalmente, ecco, perché tu prepari, ma fino a quando poi non provi, ecco, non vai sul campo, come si suole dire, non ne puoi renderti conto di quali sono poi i problemi veri che possono nascere da un momento all'altro. Abbiamo fatto una riunione con tutti i rappresentanti delle società che sono del girone B, che sono destinate in questa provincia, quindi abbiamo quello di Trento, Bolzano e Veneto, mentre la Friuli Venezia Giulia è accolta, diciamo, avrà come punto di riferimento l'Hotel Federico di Enna, mentre qui l'Hotel dei Pini ospiterà queste tre regioni. Si parte e, come dire, mai come questa volta si può parlare veramente di un sud che accoglie un nord. Parliamo dell'estrema parte d'Italia, del nord Italia, il nord-est, quindi delle 4 regioni, diciamo, venete, quindi il Veneto, Friuli, come dicevo, Trento e Bolzano, che accoglie Agrigento, che è, diciamo, una provincia molto, molto a sud. Noi è chiaro che la nostra ospitalità, il nostro calore già loro lo hanno apprezzato, hanno visto sin dall'inizio, ma non solo, ma anche i luoghi, i posti. Poi siamo stati fortunati perché in questi giorni abbiamo un sole bellissimo e quindi, come dire, tutto sta andando per il verso giusto. Da domani si parte, domani quindi avremo già degli impegni importanti nella zona di Calascebette e nella zona di Licata, e quindi domani cominciamo veramente a provare il tutto. Parliamo di 300 ragazzi qui e di 100 a Enna, e quindi vuol dire che in questi 4 giorni 1200 presenze, quindi ecco un impegno notevole.
quindi il Presidente Morgana, io stesso, ma tutti diciamo, i delegati provinciali, i componenti delle delegazioni provinciali stanno mettendo il massimo dell'impegno perché tutto possa riuscire nel migliore dei modi. A 4 giornate dalla conclusione del torneo di Serie D gironi, in questo turno si potrebbe ridisegnare la classifica generale, sia per la lotta al vertice che per quella in basso. Infatti ci sarà domenica di sosta per il capolista Siracusa, che potrebbe vedere ridurre il vantaggio sulla Regina di appena 1 punto. La compagine calabra comunque gioca in casa contro la Nissa in una gara comunque che si prospetta alquanto impegnativa. Non sarà facile guadagnare 3 punti in palio contro la squadra bianco-scudata del tecnico Campanella. Per quanto riguarda invece la parte bassa, il Locri, almeno sulla carta, dovrebbe fare compagnia all'Acregas, per cui la lotta vedrebbe al momento coinvolte Città di Sant'Agata, Licata, Enna, Città de Ciriale e Castrum Favara. Il Castrum Favara gioca a Scafati, quest'ultimo già con la testa ai prossimi playoff, la Ciriale con il Sambiase al riparo già da ogni pericolo. Dopo la prodezza esterna di domenica scorsa, in casa del Sambiase, l'Enna invece ospita la Vibonese, il Licata Alleota con il tranquillo Paternò ed infine il Sant'Agata con i Pompei. Quasi tutti dovrebbero mettere punti in saccoccia, ma le sorprese potrebbero non finire. Ma vediamo il quadro completo di questa giornata: Città di Aciriale Sambiase, Città di Sant'Agata Pompei, Enna Vibonese, Licata Paternò, Novegia Virtus San Cataldese, Ragusa Locri, Regina Nissa, Scafatese e Castrum Favara, che verrà arbitrata dal signor Vigo di Lodi. Riposa invece il Siracusa. Torna il torneo Memorial Tonino Butera, è prematuramente scomparso. Sentiamo cosa ci dice Carmelo Lentini. La delegazione provinciale di Agrigento della LND istituisce ed organizza per la stagione sportiva 24-25 il torneo Memorial Tonino Butera in ricordo dell'amico, del collega, ma anche collaboratore di TV Agrigento e dirigente federale che prematuramente ci ha lasciati. Tale manifestazione sportiva darà la possibilità ai giovani calciatori di continuare l'attività agonistica. Direttamente interessate le squadre della provincia di Agrigento che nella stagione sportiva 24-25 hanno partecipato al campionato Under 17 Elite regionale provinciale e le squadre della provincia di Agrigento che hanno partecipato al campionato Under 16 interprovinciale. E noi abbiamo concluso, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo buon weekend, non prima di avervi ricordato che la nostra informazione potete seguirla sul 93 alle 15, alle 20 alle 9 del mattino, poi in tutta Italia sul 268 delle Smart TV, sul sito www.televideoagrigento.tv e sui nostri numerosi canali social. Buon weekend a tutti!